Siamo nella Scuola Grande di San Marco, esattamente nella sala del capitolo generale della confraternita, uno dei luoghi senz'altro più simbolici della storia di Venezia. La confraternita nasce nel 1261 e si insediò qui nel 1438. E qui nasce una grande storia di civismo, una grande storia di solidarietà, una grande storia di carità e una grande storia che continua ad insegnare tuttora dei contenuti molto forti dal punto di vista della cura della persona. Questo possiamo dirlo con la documentazione che conserviamo, oltre 1000 anni di storia degli antichi ospedali veneziani che custodiamo nei nostri contesti, oltre 20.000 volumi di storia della medicina che documentano la genesi, lo sviluppo della medicina occidentale da Ippocrate fino alla fine del Settecento, oltre 5.000 strumenti medico-chirurgici usati in questi luoghi, nei grandi ospedali veneziani, sede di cura ma anche di scienza, di cultura medica. Qui custodiamo il patrimonio che più attiene alla concezione, vorrei dire persino filosofica, di cosa significa occuparsi della città, di cosa significa occuparsi di una persona malata. Qui siamo nella sala dell'albergo, che è un grande sito di marcianità dedicato appunto alla presenza di San Marco ad Alessandria d'Egitto, e io trovo che sia molto illuminante la scena della predica di San Marco ad Alessandria d'Egitto, perché condensa cosa significa curare. Curare la persona nella sua fisicità, ma anche nella sua dimensione spirituale. Ed è ciò che San Marco dice agli astanti di Alessandria che lo stanno ascoltando. Questo tema è esattamente il tema cruciale della cattedra morale che in qualche modo rappresentiamo. Possiamo ribadire la capacità che ha questo sito di proporsi come un luogo utile per Venezia, non solo per Venezia, utile per l'Italia e forse anche utile per continuare ad esercitare una sua missione verso l'Occidente, verso l'Europa, grazie a questa grande civiltà, a questa grande storia che abbiamo l'onore e l'onere di custodire. Con questo convincimento possiamo adesso incamminarci verso un altro luogo del nostro contesto monumentale, la Sala San Domenico, dove si terrà il convegno di questa mattinata dedicato alla salute dei cittadini. Essere cittadini a Venezia significa essere consapevoli di questa grande eredità.